Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi e ben ritrovato il nostro ospite, l'onorevole parlamentare di Forza Italia e membro della Commissione Finanze, Raffaele Barato. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, parliamo subito dell'attualità e parliamo di questi sindaci trevigiani, di questa protesta per i 24 milioni di euro del Fondo di Solidarietà, soldi che aspettavano ai nostri sindaci, ai nostri municipi fin dal 2015, c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato. E parlando anche di soldi ai comuni, ci sono proteste dopo la legge di stabilità che dà ai comuni, ai piccoli comuni, un terzo dei fondi destinati per esempio alla Calabria. Lei ha chiesto una sospensione dell'attuazione e credo anche farà una interrogazione al Parlamento. Assolutamente sì, perché credo che noi, come al solito, non ci meritiamo questo, perché soprattutto il Veneto, la provincia di Treviso, che è sempre stata tra l'altro una provincia che ha sempre dato e sta dando tanto al paese, soprattutto alla nostra centralità di questo paese, credo che avrebbero avuto almeno un po' di dignità in più, dovuto dare un po' di dignità e non dare le briciole a questi comuni che sono sempre stati comuni che hanno investito in maniera seria, in maniera attenta per non sforare patti di stabilità, per non far debito verso lo Stato, e in questo momento quello che gli doveva essere dato non gli viene dato neanche un terzo. Senta, lei fa il parlamentare, prima è stato sindaco a Piederobba, ma è più difficile fare il sindaco ai giorni d'oggi o fare il parlamentare? Credo che se uno fa in maniera seria sia uno che l'altro, con un paese messo così sia difficile fare il sindaco, perché si fa fatica a dare risposta ai propri cittadini, e questo che lei bene ha detto è un esempio, e il parlamentare perché è difficile dare una risposta ai nostri amministratori nel territorio, perché credo che uno Stato serio, un governo che vuole governare per i propri territori, lo deve fare in maniera seria e in maniera concreta. Quando parliamo concreta e seria vuol dire dare a ogni territorio quel che gli aspetta, non si chiede nient'altro di più, e in questo momento viene tradito questo territorio. Senta, parliamo del Parlamento, un Parlamento in questi mesi di legislatura dove ci sono stati dibattiti accesi, anche tra virgolette un po' violenti, con anche delle risse, no? Un Parlamento particolarmente rissoso. Ci eravamo lasciati con la protesta dei gilet blu, gilet azzurri. Cosa rimane di quella protesta, di quello gilet che lei stesso ha indossato? Allora, noi andremo fine di questa settimana in tutte le piazze, non per protestare tanto per protestare e per far vedere che siamo contrari tanto per essere contrari. Allora, noi siamo stati sempre e siamo tuttora un partito che vuole collaborare, un partito propositivo, ma quando un governo fa tutto quello che non deve fare per il proprio paese, come sta facendo questo, allora noi davvero ci rivoltiamo, anche perché abbiamo fatto delle proposte concrete. Io tra l'altro, se mi è permesso lo dico, ho fatto una proposta semplice che andava verso le imprese. Quale? Una proposta che un imprenditore, okay, che ha il proprio partner che fallisce, okay, almeno l'IVA gli venga restituita una volta che quell'imprenditore fallito porta i libri in tribunale, perché oggi ci vogliono almeno 10-12 anni e ci sono queste piccole e medie aziende che magari esposti 40-50 mila euro di IVA gli farebbe bene per investirla, per cui sono tutti soldi che vanno investiti. Allora si fa lavorare altre aziende, si portano in casa nuovi dipendenti. Ok, la risposta è stata assolutamente negativa. Allora io dico, quando vengono fatte delle proposte che vanno nel verso giusto, che mi interessa la titolarità, l'unica cosa che interessa è che vadano in porto, perché è un bene per l'Italia, un bene per chi fa azienda, per chi lavora. Allora, quando su una proposta che con 400-500 milioni di euro poteva portare nel territorio almeno 1 miliardo di euro, io credo, in territorio italiano, io credo che una proposta come questa venga detto no, credo che vuol dire che non si guarda proprio per chi vuole investire. Allora, se prima non guardiamo le imprese, chi vuole investire nel territorio, non possiamo essere e dire di parlare di sviluppo. E però stiamo parlando di un governo
almeno il 50% è un governo amico, tra virgolette, di Forza Italia. Sappiamo che lei nel suo collegio è stato eletto e mandato a Roma anche con i voti ovviamente della Lega. Assolutamente sì, ma io dico agli amici della Lega, e l'ho detto più volte, noi dobbiamo lavorare per il territorio, dobbiamo lavorare essere trasversali, come fanno al sud, come fanno in tutti i posti dove interessa il territorio. Con queste leggi che sta facendo questo governo, reddito di cittadinanza, credo che non stiamo lavorando per un territorio come il nostro, perché il miglior reddito di cittadinanza, come io ho sempre detto, è creare posti di lavoro. Credo che quello sia il più bel reddito di cittadinanza, per cui cosa bisogna fare? Dare una mano alle nostre imprese che investino nel territorio e non far sì che le imprese scappino. Noi dobbiamo far sì che le imprese rimangano qui, che investano qui, e credo che quello è il più bel reddito di cittadinanza, perché a creare redditi di cittadinanza per creare bei divani, credo che non facciamo sicuramente niente per questo paese. Il reddito di cittadinanza e quota 100, no? Questo decretone, c'è proprio tutto da buttare o qualcosa va salvato? No, ma io non dico mai che tutto da buttare, perché allora vuol dire non leggere neanche quello che viene scritto. Io capisco anche la quota 100, perché la Fornero andava rivista, perché va rivista, perché dagli esodati, che ci ricordiamo bene le storie, tuttora ancora quella situazione non è proprio risolta, dalle situazioni che magari c'è gente che è una vita che lavora magari a oltre 65 anni, non capisce ancora la sua pensione come vada a finire. No, questo assolutamente andava rivisto. Ci sono delle cose fatte bene, però credo che nel contesto vada rivista la situazione del reddito di cittadinanza, perché come è messa sicuramente non andiamo da nessuna parte. Tuttora oggi capiamo che ci sono ancora delle modifiche da fare. Inutile che vogliamo copiare la Germania, che sono decenni che portano questo. Lì ci sono una situazione totalmente diversa. Noi non dobbiamo dire faremo come la Germania, perché è la situazione diversa che ha la Germania, che oggi non è l'Italia. Allora noi dobbiamo fare le cose in maniera concreta, e in concreta vuol dire farle subito. Così non si fanno subito. Senta onorevole, parliamo del decreto dignità. Lei anche nelle settimane, nei mesi scorsi, si è scagliato contro questo decreto dignità. Se noi dobbiamo guardare i numeri, ci sono delle incongruenze. Abbiamo il caso di alcune imprese che hanno detto noi quelli non li possiamo più assumere, quindi sono rimasti a casa anche recentemente. Abbiamo però Veneto Lavoro che ci fornisce dei dati. Nel 2018, grazie a questo provvedimento, 25.000 in Veneto posti di lavoro sicuri a tempo indeterminato in più. Come dire, dove sta la verità? Bisognerà ancora attendere qualcosa per vedere un po' di tempo per vedere gli effetti di questo provvedimento? Ma io sono convinto di sì. Per quanto mi riguarda, io l'ho sempre detto, non avrà sicuramente un effetto positivo. Io sono contento che ci siano dei dati come ha dato Veneto Sviluppo, perché credo che quando il lavoro per uno diventa una cosa sicura, sicuramente dobbiamo esserne tutti contenti. Però io sono convinto di un'altra cosa, che la flessibilità sia il futuro per questo paese, anche nel lavoro. Intanto che ognuno possa scegliere il posto di lavoro, che un'azienda abbia la flessibilità per assumere qualcuno, perché altrimenti non assume, perché il titolare in un'azienda assume un dipendente quando è sicuro di averla commessa. Se ha una commessa di un anno, una commessa di 6 mesi, può assumere per un anno, può assumere per 6 mesi. Allora, se ha la flessibilità, sicuramente assume 4 dipendenti, 7 dipendenti, se servono per 6 mesi o un anno. Se non ha la flessibilità, probabilmente non assume nessuno e farà far turni a chi ce l'ha. Allora, credo che la verità sia questa, che noi dobbiamo copiare dagli altri paesi che hanno flessibilità sul lavoro, ma la flessibilità sul lavoro va bene sia per l'impresa che chi ci lavora all'interno di quell'impresa, perché creiamo dignità con questo, non dignità obbligando di assumere in maniera fissa una persona, perché probabilmente quel tipo di lavoro là probabilmente non l'avrà mai. Ma io mi auguro che si giri per le aziende, si entri per le aziende, come fa il sottoscritto
scritto tutti i giorni quando si è nel territorio. Allora si parla col titolare, con l'imprenditore, imprenditori seri che vogliono fare aziende, che vogliono investire nei territori, e anche chi vuole investire in questi territori sicuramente va per questo verso, ma perché lo fanno dappertutto. Torniamo ai temi politici sul fronte elettorale. I sondaggi, la Lega è schizzata al 36%, Forza Italia ai minimi storici. Il centrodestra, così come l'abbiamo conosciuto, è morto in modo definitivo? No, secondo me no. Forza Italia deve lavorare tanto, soprattutto nei territori. Chiaro che oggi la Lega è un partito forte perché probabilmente ha lavorato meglio di noi sul territorio. Noi dobbiamo ritornare nei territori, io l'ho già detto all'interno di queste trasmissioni. Forza Italia ha degli amministratori seri, chi all'interno di Forza Italia lavora. Purtroppo abbiamo un periodo che non è stato il migliore della politica per quanto riguarda Forza Italia, non ha dimostrato il meglio stesso, però io credo pancia bassa, correre, darsi da fare in mezzo alla gente, e credo che anche la Lega abbia bisogno che ci sia Forza Italia, un Forza Italia forte dove lavora insieme, dove si va a amministrare insieme, perché credo che un centrodestra forte, oltre che far bene alla Lega e oltre che far bene al territorio, ma fa bene anche alla nostra Italia. Berlusconi ha detto mi candido alle europee. Certo. Cosa positiva o rischia di essere una presenza tra virgolette ingombrante? Perché in questi 20 anni comunque Forza Italia ha significato Berlusconi. È vero, io credo che Berlusconi sia una presenza importante, se lui fa la scelta di campo di rientrare ben venga, però oltre che Berlusconi ci devono essere anche gli altri che però ci danno da fare, non si può sempre vivere di eredità, di grazia di Berlusconi, bisogna vivere di se stessi, correre, darsi da fare e far sì che Berlusconi veda che c'è qualcun altro anche che può far vedere che venire grande questo partito, Forza Italia. Chi può essere il nome per far risorgere Forza Italia in Veneto? Forza Italia che dopo l'addio al partito della Donat-Zan non ha neanche rappresentanti nella giunta regionale. Beh, io mi auguro che anche all'interno della regione che giustamente bisogna vedere come andrà adesso. Intanto aspettiamo le europee e vedremo quale sarà il dato, che sicuramente è molto importante. Dopo a livello regionale abbiamo tanta gente valida, abbiamo anche il nostro nuovo coordinatore che è molto bravo, Davide Bendinelli, tra l'altro un giovane molto grintoso, molto forte, e credo che lui possa portare avanti questo partito in maniera forte. Torniamo ai temi del territorio, Pedemontana e tratto veneto della TAV. Si vuole anche il referendum tra i cittadini per capire se sono opere davvero volute o necessarie. Qual è la sua posizione? No, beh, io sulle opere pubbliche sono sempre stato a favore, sono attualmente più che favorevole, credo che però bisogna date certe dell'inizio e date certe per la fine. Io dico sempre, quelle sono opere che bisogna trovare aziende che lavorino 24 su 24, 7 giorni su 7, così c'è il controllo certo dei costi, che è fondamentale per chi guarda, perché il cittadino non può vedere che un'opera inizia a costare 1 e alla fine costa 10, perché qualche variante ci può stare, però non può costare un'opera sempre 10 volte tanto, ok? Se no, credo che facciamo la fine del Mose e la politica non è più credibile. Allora, perché la politica sia credibile? Perché chi fa politica deve essere credibile, perché far politica vuol dire far per il territorio e fare il bene per la propria gente, perché far politica non lo obbliga nessuno, ok? Allora io credo che la politica su questo si deve un po' rivedere, e io sono convinto che se questo succede anche queste opere pubbliche non sarebbero più un problema, perché sarebbero solo un bene per il paese. Ultima domanda, sempre restando nella Marca Trevigiana in tema di viabilità. Ponte di Vidor, dopo i fatti di Genova, dopo gli allarmi, l'ondata anche emozionale, paginate di giornali, si parlava di Ponte di Vidor, lei ha scritto anche al Ministro, ha fatto delle interrogazioni. Certo. Qual è la situazione adesso del Ponte di Vidor? Allora, sulle opere pubbliche sappiamo benissimo, quando succede il danno poi tutti si muovono, tutti quanti. Il Ponte di Vidor è un esempio. Allora subito, anche a livello romano, sembrava che qualcosa si muovesse, poi è andato un po' tutto a tacere.
Posso dire però che ci sono degli amministratori di questo territorio, dei sindaci di Vidor, Pederobba, Valdobbiadene, che si muovono continuamente. Il sottoscritto, anche i parlamentari veneti, hanno garantito l'appoggio per quanto riguarda l'opera, anche perché quell'opera è l'opera più importante per quanto riguarda il nord della Marca, per unire est-ovest di quel territorio. Un est-ovest di quel territorio che ha mandato e sta mandando avanti un'economia importante anche in momenti di crisi, che è quell'agricoltura, quell'industria che è intorno a quel territorio, per cui ha tenuto in piedi anche il Veneto. Credo che vada rispettato sia la gente che vive in quel territorio che quel territorio stesso, per quanto ha dato e per quanto sta dando. Per cui io mi auguro che quell'opera vada fatta, perché ce n'è davvero bisogno. Non è un costo chissà cosa, perché con 60-70 milioni di euro andrebbe fatto e si cambierebbe davvero il territorio, anche perché se la pedemontana, come accennavamo prima, speriamo che finisca velocemente, credo che quell'arteria là sia davvero importante. E Veneto 1 con voi termina qui. Io ringrazio per essere stato qui con noi l'onorevole di Forza Italia Raffaele Baratto. Grazie. Grazie ancora a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie. E grazie a voi per l'ascolto, restate sintonizzati sui nostri canali. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.